uno scrigno di storia. Come vedete, potete ammirare, sono portali bellissimi e come vedete anche il centro storico è ancora mantenuto benissimo fondamentalmente. Caro Gaetano, stiamo arrivando in un punto che io mi devo fare per forza una foto. In tutti i paesi sto trovando una piazza o un santo o una chiesa dedicati a San Michele. E siamo nella piazza Loreto, di fronte alla chiesa di Loreto. È una chiesa, come vedete, bellissima. Poi ora vi faccio vedere, dall'altro lato c'è un bellissimo panorama da dove si può ammirare tutta la Sicilia quando non c'è foschia. Guardiamo l'Etna, guardiamo Enna, guardiamo anche le montagne Monte Cuccio di Palermo. Insomma, il paese è a 1147 metri sul livello del mare e da questa altezza è chiaro che ammiriamo buona parte della Sicilia. Infatti veniva definito Petralia Soprana il balcone delle Madonie, perché affacciandoti da Petralia Soprana hai una visione bellissima. Perché da questo punto noi scorgiamo l'Etna, in fondo c'è anche il paese di Gangi, qua sotto c'è la miniera di Salgemma. Perché ricordiamo una cosa importante, l'abbiamo già detto prima con il sindaco, ma lo ricordiamo, questa è Petralia Soprana, c'è la miniera di Salgemma, più grande d'Europa, ancora in funzione, giusto? Sì, è ancora attiva. Come vedete non si scorge bene, ma comunque si vedono le due entrate della miniera, lì ci lavorano tanta gente, anche di Petralia Soprana, ma non solo, è la miniera più grande d'Europa, come dicevi tu, da lì esce sale puro al 99%, parliamo di Salgemma, questo Salgemma che si è creato 6 milioni di anni fa, in pratica 6 milioni di anni fa qui c'era il mare. Dal prosciugamento, se così possiamo dire, di questo mare si è creato questo uovo di sale che è sotto quelle montagne e lì dagli anni 60 si lavora ininterrottamente e da lì viene estratto il salgemma che arriva in tutta Europa. Troviamo il salgemma estratto dalle miniere di Petralia in tutta Europa. Dentro la miniera c'è anche, da qualche anno è stato allestito anche un museo del sale collegato alla Biennale di scultura del Salgemma che viene organizzata da un'associazione. Questa biennale in pratica consiste nel affidare a un artista internazionale un blocco di sale e quell'artista da quel blocco di sale tira fuori quello che lui ci vede, e questa opera d'arte che poi viene riportata dentro la miniera, dentro questo museo, e può essere ammirata. Mentre sottoterra, una caratteristica di quest'altra della miniera è anche il fatto che è tutta percorribile, mentre se pensiamo ad altre miniere si scende con l'ascensore eccetera, questa invece è tutta percorribile con i mezzi meccanici. Il ciclo, diciamo, di l'impacchettamento tutto avviene dentro la miniera e questo ha fatto sì che non c'è impatto ambientale fondamentalmente. Quindi possiamo notare solamente le due entrate, ma poi tutto ciò che c'è, che può essere un'industria, non la vediamo perché tutto viene fatto dentro la miniera. Bellissimo questi balconi, mi fanno impazzire queste tende, proprio si respira l'area paesana.
Sì, infatti. Buongiorno. Buongiorno, trovo una mia carissima conoscenza, è Laura Sabatino, ex assessore del comune di Petralia Soprana, che ha dato un suo contributo. Piacere. E quindi ci può anche lei aiutare a scoprire Petralia Soprana. Perché no? Se le fa piacere facciamo qualche passo insieme. Con immenso piacere. Madonna Accenda, allora andiamo verso la chiesa di San Teodoro. Sì. Ecco, Ok. ci parli un po' di Una delle questo. tantissime chiese di Petralia Soprana, che penso, come sapete, oltre al suo centro storico ha tantissime borgate, ma al centro troviamo, penso, una stradina sì, una stradina no, una meravigliosa chiesa. Questa è la chiesa di San Teodoro. Prima il sindaco ha definito questo posto, ne parlavamo col sindaco, un luogo del silenzio. Qui si vive, si viene anche per gustare il silenzio, per apprezzare il silenzio. Sì, inteso come componente di tante parole, cioè nel senso il nostro silenzio è pieno di tanti significati, di pietre, natura, cultura, gastronomia. Soprana, forse una cosa manca a Soprana, che è il mare. Dopo questo non manca, a mio parere, forse perché noi amiamo il nostro paese, non manca veramente nulla. Caro Gaetano, qui è una meraviglia veramente, ma io sento in lontananza suonare pure la banda. Sì, perché stiamo andando verso la chiesa madre. Oggi è la festività dei Santissimi Patroni Pietro e Paolo, e quindi ora magari vediamo anche l'uscita dalla messe solenne, e quindi ci sarà la banda, eccetera. La festa di San Pietro è una festa, San Pietro e Paolo è una festa molto importante, non solo per Petralia Soprana, ma anche per il territorio. La festa di Petralia Soprana di San Pietro era il momento dove la gente partiva da tutte le frazioni e si riuniva tutta qui nel centro storico. Mamma mia, che bella! Guardate che bellezza architettonica.